Lucia Borsellino va fermata, fatta fuori, come suo padre, come Paolo Borsellino, il giudice assassinato il 19 luglio del 92. Sono parole pesantissime intercettate pochi mesi fa. A pronunciarle non è un boss, ma un medico di successo, Matteo Tutino, primario dell'ospedale palermitano Villa Sofia. All'altro capo del telefono il governatore della Sicilia Rosario Crocetta, che ascolta e non parla. Non si indigna, non replica. Nessuna reazione di fronte a quel commento macabro nei confronti dell'assessore della sua giunta, scelto come simbolo di legalità in un settore da sempre culla di interessi mafiosi. Crocetta e Tutino hanno condiviso molto, il chirurgo estetico da anni, il suo medico personale, un rapporto intenso proseguito fino all'intervento della magistratura, che il 29 giugno lo ha arrestato con l'accusa di falso, abuso d'ufficio, truffa e peculato, contestando un intreccio perverso tra incarichi pubblici e affari privati. Anche in quelle ore Tutino ha chiamato Crocetta sul cellulare per avvertire il più famoso dei suoi pazienti: mi stanno arrestando. Non ha avuto nessun sostegno, soltanto il consiglio di rivolgersi ad un buon avvocato. Gli stralci di questa intercettazione sono confermati dai magistrati e dagli investigatori che lavorano all'inchiesta. Questa volta dicono si va fino in fondo. L'indagine è solo all'inizio e promette un autunno caldissimo nei palazzi del potere palermitano, ma il primo effetto è arrivato proprio con le dimissioni di Lucia Borsellino per scelta etica e perché ha scoperto di essere bersaglio delle offese del medico personale del suo presidente. Il segnale arriverà forte e chiaro. Né Lucia né i suoi familiari parteciperanno quest'anno alla commemorazione della strage di Via D'Amelio.